Perché la domenica mi lasci sempre sola a vedere la partita da Palermo. Perché il Palermo io lo amo più di te. Buonasera, l'anteprima di Rosa e Nero, Palermo che ha fatto festa al Barbera. Ci sono ormai le partite da calendario, giusto per concludere questa Serie B, quindi si gioca domani con il Cittadella, poi si tornerà con il Carpi già sabato al Barbera. Un Palermo che ha visto la festa al Barbera con 30.000 persone, mentre Zamparini stava parlando di futuro e ha lasciato qualche dichiarazione roboante come al solito. Ha parlato Beppe Iachini, ha parlato di vigilia della sfida contro il Cittadella. Nel Cittadella che si sta salvando un ex gradito, Daniele Di Donato, che avremo il piacere di intervistare telefonicamente, e poi Catania che è retrocesso matematicamente in Serie B, sarà ininfluente l'ultima giornata di campionato. Vi faremo vedere qualcosa di storico del 12 maggio, perché il Trapani il 12 maggio dell'anno scorso festeggiò la promozione in Serie B, il Palermo nell'85 festeggiò pure una promozione con il gol di un giovanissimo attaccante. Adesso è il momento della tattica con Ignazio Arcoleo. Ciao Ignazio, buonasera e ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti voi. Palermo che ha avuto un calo ieri, un buon primo tempo, poi subito dopo, dai primi minuti del secondo tempo, un po' sulle gambe la squadra di Iachini c'era. Merito anche del Lanciano, però cosa è successo? No, ebbene sì, è corretto quello che tu dici. Il Palermo è rimasto, diciamo, a godersi il gran primo tempo fatto contro il Lanciano, spettacolare, davvero fantastico sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto tattico. E vedete, io ho messo le pedine così nello scacchiere, così come sono scese in campo a inizio di partita. Il Lanciano ha contrapposto al 3-5-2 del Palermo, 3-4-1-2 del Palermo, ha contrapposto un modulo 4-3-3 molto ardito, perché ha giocato con 3 punte contro 3 difensori, nel tentativo di tenere lontani dalla propria area di rigore i giocatori rosanero con le 3 punte, appunto, mentre il Palermo giocava questo suo classico modulo 4-3-1-2 che ha visto spadroneggiare gli uomini di Beppe Iachini, perché i due trequartisti che a me sono piaciuti immensamente, sia Dybala che Vasquez, hanno interpretato benissimo il loro compito, nel senso che, come vedete, queste sono le squadre schierate in campo, e se andate a vedere c'è sempre la situazione di 1 contro 1 in ogni zona del campo, quindi le squadre hanno accettato questo tipo di schieramento. Però che cosa succedeva nei movimenti della squadra di Beppe Iachini? Che le due mezze punte, io reputo Dybala più che una punta, una mezza punta, le due mezze punte si aprivano sul fronte d'attacco in queste zone di campo, in queste zone neutrali, cioè dove non c'era la marcatura dell'uomo, ovvero sia negli interspazi difensivi, aprendosi in questa maniera su tutto l'arco d'attacco, lasciando agli esterni sempre le galoppate ai due cursori, da una parte Pisano e dall'altra parte Lazar. Quindi queste corse veloci sulle fasce da parte degli esterni del centrocampo del Palermo, e mentre negli interspazi sia Dybala da una parte che Vasquez dall'altra parte, vedete, venivano a prendere palla dando scaccomatto alla difesa del Lanciano, e questo costringeva automaticamente, diciamo, tutti i giocatori, una volta che la palla l'aveva Dybala in questa posizione di campo, cosa c'era? C'era che la squadra del Lanciano doveva scalare in diagonale
sul portatore di palla, liberando da questa parte sia Pisano che Vasquez, che potevano inserirsi a piacimento negli interspazi difensivi, e quando Vasquez si inseriva, Bolzoni alle sue spalle andava a conquistare terreno utile per fare un arrembaggio continuo e spietato nella metà campo del Lanciano. Costretti a indietreggiare i giocatori del Lanciano, si vedevano compressi al limite della loro area di rigore, e se a tutto questo movimento degli uomini di centrocampo aggiungiamo il fatto che gli esterni del Lanciano, gli esterni d'attacco del Lanciano, dovevano venire dietro e chiudere questi spazi sui laterali di centrocampo del Palermo o fare i raddoppi di marcatura, succedeva che il Lanciano lasciava in avanti il solo Falcinelli, che non era in grado naturalmente di vincere un confronto contro 3 difensori, e queste arrembate del Palermo sono state violente e continue per tutto i primi 45 minuti, ed erano talmente efficaci che il Lanciano era impaurito, lanciava palla avanti e si è attestato, diciamo, nella sua metà campo finché non ha preso gol. E per fortuna e per bravura del proprio portiere, insomma, il Palermo non ha archiviato la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo che cosa è successo? La squadra, paga della prestazione meravigliosa che aveva fatto nei primi 45 minuti, è entrata in campo con le gambe molli. La difesa, anziché salire a centrocampo, così come aveva fatto benissimo nella prima parte della partita, la difesa è rimasta dietro. È scesa in campo, i giocatori hanno perso le distanze, hanno perso le misure sugli avversari, che sono partiti con le 3 punte, con lo stesso modulo tattico, però portando a sua volta il baricentro un pochettino più, alzando il baricentro della squadra. Il Lanciano ha avuto, più che per merito suo, io penso per una deconcentrazione dei ragazzi di Beppe Achini, ha avuto la possibilità di presentarsi nei primi minuti. Avete visto quell'occasione sul lancio lungo, c'è stata una spizzicata della mezzala sul centravanti, che si è trovato solo davanti a Sorrentino, che ha fatto una grande parata, e dopo nell'azione successiva, nei primissimi minuti di gioco, Falcinelli di testa su un cross che veniva dalle corsie laterali è riuscito a anticipare la nostra difesa. Il Palermo ha ritentato naturalmente con tutte le energie residue che aveva in serbo di recuperare la partita, ma abbiamo visto che le forze fresche messe in campo da Beppe Achini non sono bastate, perché gli altri avevano esaurito il loro carico di energia. Grazie Ignazio, possiamo andare in sigla con questo Palermo Cittadella alle porte, però con i discorsi che riguardano il futuro, che sicuramente sono quelli più interessanti per tutti, Zamparini compreso. Sigla. Bentrovati a Rosa e Nero, siamo in diretta sul canale 14, in streaming su trmweb.it, la replica intorno alle 23 circa sul canale 13. Salutiamo subito Flavia Graziano. Ciao Flavia. Ciao Luca, buonasera a tutti. Come sempre ricordiamo che per commentare i temi della serata potete utilizzare l'hashtag Rosa e Nero su Twitter e su Facebook. Sempre in grafica in primo piano trovate il numero al quale inviare sms e WhatsApp. Potete anche inviare un'email all'indirizzo rosennero@pubblicnet.it e nella seconda parte della trasmissione potrete intervenire in diretta chiamando lo 091 20 40 64. Il tema social di questa puntata è: che Palermo sognate per la prossima stagione di Serie A? Dunque, questo è quello che vi abbiamo chiesto, perché inevitabilmente si comincia a parlare di futuro, è inutile nascondersi, va bene finire alla grande con tutti i record di questa stagione, ma è chiaro che ormai il Palermo è proiettato in Serie A. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo fra poco. Attenzione, pubblicità!
Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca La Coppia Mi Piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook La Coppia Mi Piace o su www.dimensioniarredi.it. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Affari in oro. Valutazioni abbondanti, quasi eccessive. Buonasera, rientriamo in studio, bentrovati a Rosennero ancora una volta, bentrovato a Salvatore Geraci, responsabile delle produzioni sportive su TRM. Ciao Salvatore. Ciao, buonasera a tutti. Io vorrei che tu mi lanciassi però l'appuntamento assolutamente speciale con quello che avete definito un festino del Palermo. Sì, un festino rosanero, è vero, è festino rosanero con pane con la milza, o lo vuoi detto in siciliano? Ma come credi? Guarda, No, di solito capiscono da Palermo a Catania a Trapani, a Messina. Pane cameo, pane conzato, insomma, spincione di ficarazzi e una bella torta rosanero. Festeggiamo il Palermo, una festa fatta con gli ex, fatta con i giornalisti, con opinionisti, con gente di strada, con gente comune, con tifosi semplici. Insomma, mi sembra la maniera migliore per dare un seguito a quello che il Palermo ha fatto benissimo in campo. Domani in diretta sul 13 a partire dalle 20 fino a dopo la partita, insomma. Perfetto, quindi appuntamento con il processo in diretta, torna sul tavolo dopo la dolcissima esperienza della settimana passata. Abbiamo avuto ospite, lo ricorderete, Tullio Calzone. Tullio Calzone questa sera non c'è, quindi Massimo Norrito ritorna al suo posto. Ciao Massimo. Ahimè, buonasera. Tristissimo. No, stavo pensando che mi dispiace domani essere a Cittadella, visto quello che c'è da mangiare, cioè, quasi quasi non vado. Quasi quasi non vado, resto a mangiare. Ben trovato anche a Paolo Vannini. Ciao Paolo, corrispondente da Palermo per il Corriere dello Sport. Ignazio l'abbiamo già visto all'opera con la sua lavagna. Noi ci spostiamo in regia e salutiamo Francesco Caruana. Ciao Francesco. Buonasera a te Luca, buonasera ai nostri ospiti e ai nostri telespettatori. Oggi non ci sono partite da seguire ma tantissimi contributi da mostrare, divertenti, curiosi, tante cose da vedere. Sì, io direi partiamo subito perché davvero abbiamo tante cose da farvi vedere. L'abbiamo chiamato Magico Barbera, ce lo spiega Davide D'Avenia. Il Palermo torna in Serie A e il Barbera torna pieno. 30.000 persone hanno popolato e colorato gli spalti, riportando l'entusiasmo degli anni migliori. Tutto bello, anzi bellissimo, ma il dato degli spettatori paganti di Palermo Lanciano fa da contraltare ai numeri che hanno accompagnato tutta la stagione rosanero. Circa 7.000 in media sono stati fedelissimi che, indipendentemente da condizioni atmosferiche, giorno e orario, hanno seguito costantemente il cammino della squadra di Gattuso prima e di Iachini dopo. Complice forse la bella giornata estiva, il Barbera è tornato ad esplodere di gioia e di colori, immagine antitetica rispetto alle piovose serate invernali in cui Viale del Fante sembrava più una landa desolata, casa umida e gelida dei pochi, irriducibili tifosi. Il dubbio che si possa ripartire dai 30.000 di Palermo Lanciano è legittimo, ma la certezza è che il vero bacino da coltivare e magari da premiare sia quello dei 7.000 innamorati, nostalgici e autentici appassionati che hanno vissuto e sofferto durante tutto il calvario di questa Serie B. La grande festa in stile anglosassone organizzata dalle Palermo al termine della gara contro il Lanciano è un buon viatico per accattivarsi la simpatia di nuovi tifosi, nella speranza che in Serie A il Barbera non torni ad essere la casa di pochi, ma il tempio di tutti.
Ma sì, ripartiamo da qui, da 30.000 persone. C'era chi chiedeva con chi giocasse il Palermo o addirittura quante partite mancassero alla fine della Serie A, pensando che la promozione dalla B alla A fosse già automatica quest'anno. Quindi ci siamo dovuti ritrovare, non sto scherzando, a spiegare che il Palermo gioca ancora in Serie B quest'anno, cioè l'anno prossimo sarà in Serie A. È stato promosso, no, sto scherzando, ma è vero, ragazzi. C'è gente che ha chiesto quante partite mancano alla fine della Serie A, quindi il Palermo non gioca. No, ma il Palermo gioca in B ancora. Una nostra collega, non faccio il nome ovviamente perché è deliziosa, stamattina ci ha raccontato la sua avventura e poi ci ha detto mi sono accorto che era cominciata la partita dopo 10 minuti perché io non avevo mai visto una partita di calcio. Quindi sai, ma è bello anche questo tutto sommato, se il Palermo riesce a scomodare anche chi non è mai andato allo stadio significa che è riuscito a gettare il cuore anche in zone dove prima non c'era sentimento calcistico, sentimento per il Palermo. E io prendo il lato buono di questa festa e di questo entusiasmo, perché non ci sarebbe motivo di dire ah ma prima eccetera, prima è prima, ora è ora. Si riparte da questo e mi fa un piacere immenso. Per quanto riguarda poi il tema della serata, vorrei partecipare, se tu poi me lo consenti, anch'io, perché se mi dite che Palermo sogno, io ti dico che sogno un Palermo che vinca tutto. Assolutamente sì, intanto stiamo rivedendo le immagini che sono chiaramente in esclusiva per il Palermo e per il canale ufficiale YouTube del Palermo, però ovviamente sono state girate le immagini a tutte le televisioni per chi ne facesse richiesta, quindi noi abbiamo ovviamente sfruttato questa opportunità, ringraziando ancora l'ufficio comunicazione e marketing del Palermo. Queste sono comunque delle immagini molto molto belle, mi riferisco a Massimo e a Paolo che erano allo stadio, devo essere sincero, comunque è stata una bella festa, la partita era così da contorno, peccato perché magari una vittoria forse a quelle 20.000 persone che sono venute in più avrebbe regalato forse un pizzico di emozione, però tutto sommato si aspettava poi questo momento, no Massimo? Sì, sicuramente diciamo che è stata il completare un percorso che però personalmente, se devo dire, come emozioni quelle di 10 anni fa sono state ineguagliabili, sono ineguagliabili e lontane anni luce da quello che è successo oggi, perché insomma ce lo siamo detti 1000 volte, quest'anno sembrava quasi che fosse un dovere, un obbligo, una cosa scontata che il Palermo andasse in Serie A. Nessuno però poteva immaginare che ci andasse con questa forza, strapazzando tutto e tutti. Sono emozioni sicuramente diverse rispetto a quelle appunto di 10 anni fa, però diciamo che quello che salta agli occhi è che il Palermo aveva due missioni da compiere, una riportare la squadra in Serie A, l'altra riportare la gente allo stadio. C'è riuscita in entrambe le occasioni. Adesso c'è il punto interrogativo A su quello che sarà il Palermo del futuro, B su quanto di questo pubblico continuerà a seguire la squadra, diciamo non sull'onda dell'entusiasmo di questa partita, ma riavvicinandosi proprio al calcio che conta. Beh, Paolo, giustamente dice Massimo, rispetto a 10 anni fa è un'altra storia, cioè quel Palermo Triestina ancora lo ricordiamo. È giusto farli e penso a quelli che non li potevano fare, cioè penso ai ragazzi che 10 anni fa non hanno vissuto quella promozione, non hanno potuto vivere quella straordinaria emozione, quella conquista così sofferta, che si sono magari abituati in questi anni o sono cresciuti con il Palermo in Serie A, poi un giorno non l'hanno trovato più. Ora ritrovarlo con questo successo in questa maniera e con questa festa finale di persone portate allo stadio dal comportamento della squadra mi pare comunque veramente una bella sensazione. Io devo dire che francamente la conosciamo tutti molto bene, la conosco personalmente molto bene, ma confesso che i primi minuti della partita non smettevo di guardare le curve. Sì, perché io penso che ciascuno di noi che ama questo mondo, anche se ne conosce le storture, quando vede quegli spettacoli trova un appagamento. Io dico la verità, cioè io faccio questo mestiere perché sono fortunato di farlo, però mi piace farlo in queste condizioni.
la festa che hanno dato le persone che sono venute, quasi tutti con un vessillo rosanero, quasi tutto con qualcosa di rosanero, ricordava in piccolo, naturalmente in piccolo, un'emozione clamorosa che abbiamo tutti vissuto, che è quella di Roma, irripetibile anche quella assolutamente, ma molto più vicina. E sono contento che la gente, che il Palermo abbia conquistato e riconquistato una fascia di pubblico, riconquistato perché sicuramente molte persone sono tornate allo stadio, alcune le ho sentite anche proprio personalmente dire non mi ero disamorato l'anno scorso e adesso sono tornato contento, e quindi è un risultato che di fatto ha portato Iachini. E poi abbiamo, con tutto quello che vediamo per adesso nel calcio italiano, assistere a un pomeriggio di festa con la maggior parte delle persone che sono venute, scusami, per quello che stiamo vedendo ora, cioè forse non sono venute per la partita, sono venute per quello che succedeva dopo la partita, sono rimaste allo stadio quasi tutti i 28.000 presenti, non è andato via nessuno perché nessuno voleva andare via. E allora che in uno stadio finalmente qualcuno non voglia andare via, invece che voglia scappare perché sta succedendo qualcosa di brutto, è già un grande, straordinario risultato. Luca, ce l'abbiamo anche noi, il nostro Gennaro, c'era la Troianiello, un'altra pasta. Aggiungere soltanto una battuta a quello che ha detto Massimo e poi dare una mia emozione. Massimo ha detto che il Palermo aveva due missioni, la terza era fra le righe, però è bene che lo diciamo, perché il Palermo aveva una terza missione, Massimo era quello di salvare la società. Sì, era conseguenziale, diciamo, era certo al risultato, è chiaro, sì, però è bene dirlo perché in prospettiva sentir parlare poi di Europa, io un momentino metto le mani avanti. Però ti devo dire, non sto parlando con ragazzini, perché da Ignazio, Massimo, insomma tutti hanno visto migliaia di partite e anni e anni, però io ho seguito il Palermo da un po' più di tempo, ho una storia un po' più lunga, una tradizione un po' diversa. Per me, nella storia del Palermo, questa è una promozione, senza voler fare paragoni con niente, totalmente diversa, nel senso che i veri protagonisti di questa promozione sono stati i giocatori e l'allenatore. È incredibile, cioè la gioia che hanno trasmesso loro. Di solito Ignazio è stato promosso forse senza festa, nemmeno mi ricordo adesso, perché loro hanno ottenuto l'ultimo punto contro il Sorrento, quindi sono venuti qui, non hanno potuto festeggiare, erano sulla nave, lui addirittura in viaggio di nozze, perché non gli avevano concesso altro prima. Ma la promozione precedente, 2 giornate prima, è come quella di ora, diciamo, fatte le debite proporzioni, il pubblico tutto in campo. 30.000 persone in campo, no? E non si poteva cominciare il secondo tempo, 15 minuti di attesa, hanno divelto le porte, ma non per il gusto di rompere le porte, perché volevano portarsi a casa i pezzettini di legno da mettere sotto il cuscino, forse per sognare la Serie A, non lo so. Qui invece c'era un pubblico composto, quasi teatrale, lì sia pure entusiasta, ha ragione Paolo, dice hanno riconquistato quantomeno non la fedeltà, però un momento di gioia, ma quello che hanno fatto i giocatori fuori, quando hanno conquistato la promozione, quello che hanno rifatto i giocatori in questa partita è veramente incredibile. Sono stati loro la storia del campionato, non soltanto in campo, ma per la gioia che sono riusciti a trasmettersi l'uno con l'altro e per l'impegno che Iachini ha saputo trasmettere a tutti i giocatori. C'è da dire anche che è stato meno presente il presidente Zamparini in questa stagione, l'abbiamo commentato tante volte. Zamparini che però mi pare nelle ultime ore, chiedo anche a Massimo e a Paolo, è tornato di nuovo prepotentemente, scherzava Salvatore ma ci ha lanciato un assist, se si riparla di Europa, adesso visto che noi domani abbiamo il panino con la Milza, avremo forse kebab scritto sulle magliette, visto che Zamparini ha detto avremo uno sponsor arabo l'anno prossimo, però si sta ricominciando con la giostra. Con Nino Ballerino noi non possiamo mettere kebab. Ho capito, ma se noi avremo avremo uno sponsor arabo, giusto? Quindi metti caso, quindi mi immagino, dico, la prima cosa che kebab, qualcosa simile, no? A parte gli scherzi, però Paolo, Massimo, l'incontro è stato importante. Ci sono i russi, siamo stati a Beirut, abbiamo gli arabi. Vediamole queste cose. Infatti io ti sto dicendo. Nel senso che io personalmente ammetto la mia colpa, diciamo, almeno in una delle occasioni degli arabi che ci sono passati vicini, ci ho creduto. Me lo ricordo. Ammetto, alzo la mano e faccio mea culpa. È vero. Adesso dico soltanto una cosa, che è tutto così straordinario nella precarietà
di una stagione precaria. Vorrei ricordare che il tanto vituperato Perinetti, tra le cose che ha fatto, appunto, da chi lo sappiamo, diciamo, tra le cose che ha fatto, ha spalmato e rimodulato gli stipendi, che era una delle condizioni senza le quali il Palermo non sarebbe andato avanti, perché c'era la difficoltà di pagare gli stipendi. Allora dico, Palermo, hai raggiunto un obiettivo meraviglioso, l'hai fatto nella stagione finanziariamente più difficile, l'hai fatto in una maniera straordinaria, stracciando il campionato, ma che bisogno c'è di dire 3 minuti dopo, anzi anche 3 minuti prima della promozione, che il tuo obiettivo è il Borussia Dortmund, che l'Atletico Madrid, che Simeone è l'allenatore al quale ti riferisci? Ma Dio santo, ma perché? Che la gente ha dimostrato, la gente ha dimostrato che ha bisogno di cose semplici, vere, realizzabili. Se tu dici alla gente l'anno prossimo lotteremo per salvarci, tutto quello che verrà sarà di guadagnato, la gente ti apprezza di più. È quello che non si vuole capire, perché vero. Se continui a dire lotteremo per l'Europa League e non hai al momento, poi se succederà qualcosa ben venga, non hai al momento le possibilità economiche per comprare giocatori e per allestire una squadra di un livello tale che ti porti all'Europa League, stiamo zitti. Godiamoci questi momenti. Tra l'altro, quanto vi sembra, Paolo, quanto ti sembra anche paradossale, perché giustamente Massimo ha citato forse l'operazione, anzi sicuramente l'operazione più eclatante che un direttore generale deve fare in una stagione, cioè quella di convincere dei giocatori a prendere meno soldi al mese e poi per recuperarli dopo prendere meno soldi al mese. Quanto ti sembra paradossale che i giocatori e i loro procuratori, che sono, diciamo, personaggi un po' particolari. E io ti dico, quanto ti sembra paradossale che, guarda caso, cioè Zamparini nel rapporto con Perinetti faccia diciamo, la discriminante l'aspetto economico, cioè il paradosso è che il direttore generale che ti fa spalmare tutti gli ingaggi, cioè secondo te è possibile che possa avere in fase di rinnovo contrattuale una problematica con te economica? Perché quando è arrivato l'Omonaco ti aveva lasciato 2 anni di contratto. Aveva rescisso il contratto, cioè, è tornato qualcosa che non va, c'è, no? senza avere il contratto, l'ha firmato a fine stagione. Vabbè, ma sull'affetto di Perinetti, anche sulle qualità di Perinetti, che magari ha sbagliato qualcosa all'inizio del suo ritorno a Palermo, non si può neanche discutere, perché i risultati sono tali. Ricordo che Perinetti con questa promozione diventa il dirigente sportivo più titolato della storia del Palermo, perché è l'unico che ha ottenuto 3 promozioni, 2 alla C1 alla B, adesso finalmente dalla B alla A. Ma detto questo, perché non ha bisogno neanche, detto questo, il problema è un altro. Il problema è che tutti sappiamo che ruolo, che personalità, che modo di fare ha Zamparini. L'iperbole di Zamparini che cita Massimo sono assolutamente, non voglio dire da condannare perché non è neanche giusto, ci può essere anche l'ambizione di ottenere un risultato importante e di crescere ancora, però l'esperienza degli ultimi anni ci dovrebbe, e soprattutto il rapporto che tu hai preso con la gente, ti dovrebbe condurre a maggiore prudenza. Dico una cosa che mi sembra essenziale. Oggi Iachini, che ha dicono che non ha, lui sorride quando dicono che non ho il profilo dell'allenatore importante, forse perché magari ogni tanto dice qualche battuta in ascolano e magari non è spendibile dal punto di vista televisivo, ma Iachini ha un equilibrio quando disegna le situazioni che veramente mi ha stupito, perché da questo punto di vista è molto cresciuto da quando era calciatore, per esempio, ha assunto anche una personalità molto oltre quella del cagnaccio che era il giocatore di combattimento. No, dice e insegna delle cose. Oggi ha detto: abbiamo riconquistato questa attenzione con la semplicità, che è una formula che mi sembra fondamentale, cioè semplicemente realizzando quello che avevamo detto di fare: impegno, lavoro, risultati e poi alla fine la promessa del campionato vinto. Grazie Paolo, perché lo ascoltiamo Iachini fra qualche istante. Prima andiamo da Flavia e poi ascoltiamo Salvatore prima di lanciare Iachini. Flavia. Sì, allora su Twitter ci scrive Manfro: sogno un Palermo competitivo come quello di Rossi, che ha sfiorato la Champions e la Coppa Italia. Mentre invece su Facebook ci scrive Gabriele Citarrella: sogno un Palermo senza Pisano, Morganella, Angoia, Hernandez e Di Gennaro. E poi Fabrizio Picciotto: ringraziando sempre Zamparini, credo che con lui gli unici sogni si chiamino programmazione, competenza, oculatezza, continuità e serietà. Al di là dei mezzi a disposizione, senza tutto ciò difficilmente si raggiungono obiettivi importanti. E poi Salvo Simonetti sempre su Facebook: io comincerei dalla conferma di Troianiello.
Benissimo, Salvatore. L'uomo spogliatoio, vabbè. L'uomo promozione. Salvatore, prego, ti avevo interrotto prima. No, ma io sul fatto del mercato starei un poco più attento, insomma, non mi interessa in questo momento sapere, mi interessa soprattutto sapere la tipologia dei giocatori che arrivano, perché poi su questo si gioca anche il futuro del Palermo. Giustamente diceva Paolo della semplicità di Iachini, ma Iachini è anche tosto, perché certe mosse di Iachini mi fanno pensare che lui non è uno che si arrenda facilmente. Quando il presidente lo chiamò, lui non è che disse sì, corro subito, disse Presidente, io aspetto la Serie A, se non arriva vengo a Palermo. Ecco perché poi Zamparini disse io sono andato a prendere Gattuso proprio quasi in reazione, perché lui si aspettava una corsa da parte di Iachini, perché Iachini sulle cose ci ragiona, e ci ragiona anche con la sua testa di uomo che vuole andare dritto per i suoi programmi. E allora, se tu gli parli di Europa, mi dici Iachini che giocatore ti deve chiedere? Uno. E due, io guardo i fatti. Giustamente noi diciamo che Palermo, quale futuro? Guardiamo i fatti, vogliamo guardare cosa è successo nell'ultima Serie A? Il Livorno è andato in Serie A, non si è rinforzato e ha fatto una fine incredibile. Il Bologna non esiste più. Il Catania ha sbagliato come aveva sbagliato il Palermo, giù, e si salva il Sassuolo. Che ha preso 10 giocatori strutturati a gennaio. Non solo, però, non solo che si è salvato con 10 giocatori strutturati, però io vorrei vedere, secondo me si salvava pure vincendo a Milano, la dico così, tanto ci fu un famoso Milan-Reggiana con un gol di Esposito 0-1 in un bar dello sport, si salvò la Reggiana all'ultimo minuto, quindi tutto e di tutto era possibile al San Siro. Non voglio nemmeno pensare che segna il Catania che segna il Chievo e risegna il Sassuolo, per l'amor del cielo. Io vedo tutto pulito, ma vedo tutto pulito da parte di una squadra che, uno, si è comprato uno stadio, due, ha comprato fior di giocatori, e tre, mi sembra molto più in salute di tante squadre di Serie A. Cioè oggi come ieri non è che la grande città ti dice io vinco perché mi chiamo Palermo o perché mi chiamo Milano. Tu vinci perché ti chiami Sassuolo, perché hai le possibilità di vincere. E quindi io, sai, lì rimango un po' perplesso. Hai tutto il tifo della Confindustria. Ma dimmi che mi salvo, dimmi che mi salvo, che io divento pazzo di felicità. Soprattutto dopo quello che abbiamo imparato a vivere, con i rischi che abbiamo vissuto già l'anno prima e poi la retrocessione l'anno dopo. Nella settimana precedente alla consacrazione del Palermo a Novara si è parlato di Champions, cioè non me lo sono inventato, si è parlato di Champions. Ma vi ricordate che il Palermo in 2 anni avrebbe dovuto vincere lo scudetto, in 4 anni? Ripeto, ormai l'abbiamo L'ho capito Paolo, ma noi l'abbiamo imparato. Dovrebbe impararlo qualcun altro. No, sai cosa mi viene? Poi lanciamo Iachini, perché se no andiamo completamente fuori giri e fuori tempo, e mi piacerebbe ascoltare dopo le parole di Iachini cosa pensa Ignazio e che cosa si aspetta un allenatore dopo una promozione e un passaggio di categoria. Mi viene da pensare che questo Palermo che sta salendo in Serie A, come dice giustamente Massimo, cioè si parla di obiettivi che sono troppo alti, e quando l'anno scorso, sia in estate che poi a gennaio, noi bocciammo il mercato da questi studi, dicemmo attenzione perché questa squadra rischia di retrocedere, siamo stati presi o forse addirittura etichettati per giornalisti che non erano riusciti a pungolare Zamparini nel suo impegno, e ora lo stesso Zamparini ci critica perché dice che non ci riusciamo a godere la Serie A. Io vi lascio con questa riflessione, perché di fatto poi alla fine la colpa è sempre la nostra. Sarà vero Beppe Iachini alla vigilia della sfida col Cittadella. Cittadella è una delle squadre più in forma del campionato, lo dicono nelle ultime 8 partite, 9 partite, non so se ne ha vinte 7, le ultime 4 le ha vinte sicuramente in maniera consecutiva, ha fatto un grande percorso, è un gruppo di lavoro che lavora insieme con lo stesso tecnico da più anni, ha inserito dei giocatori anche giusti e quindi ora sta vivendo un periodo di campionato brillantissimo e dovremo affrontarla con grande attenzione e grande concentrazione.
Maresca sta portando avanti, sta meglio, sta molto meglio, ma per domani no. Può recuperare, diciamo, sta recuperando, farà una settimana lavorativa giusta, perché questo fastidio, benedetto fastidio, sembra sia scongiurato, e quindi bene così. E Eros si è messo a disposizione con la testa, con il cuore, con tutto quello che sono le sue caratteristiche, e ha avuto, come tantissimi altri, direi tutti, altri giocatori che sono qui, una crescita esponenziale sotto tutti gli aspetti, sia fisica che mentale, che tecnica, tattica, ma questo non riguarda solo lui, direi che riguarda tantissimi giocatori, difesa a 3, difesa a 4. Guarda, noi in corso di partita, noi stiamo giocando già a 4, se tu vedi quando la palla è da un lato, Lazzar si alza molto e andiamo a 4 dietro, o addirittura a 3, noi dobbiamo essere bravi a saper adattarci a secondo dove è la palla, a saper cambiare a secondo se la squadra avversaria gioca con una punta o con 2 punte, e quindi andare a modulare questo tipo di atteggiamento sia sugli esterni che nello scivolamento della linea difensiva, e andarla a proporre in partita in corso, al di là del modulo iniziale o del modulo, perché quando sapremo fare questo in maniera giusta, in maniera coordinata, con caratteristiche giuste, sapremo essere anche imprevedibili, perché potremo andare a alzare un esterno da una parte, andare a scivolare a 4, quindi giocare su una punta centrale con 2 difensori soli invece che con 3, e andare a guadagnare la superiorità numerica in mezzo al campo, saltando fuori con un centrale da in mezzo al campo, con un difensore, come spesso facciamo in fase di possesso, quindi andare a variare queste situazioni qua tattiche sulle quali lavoriamo sempre. Poi il discorso della difesa a 4, a 3, questo non è perché noi prepariamo quest'anno quello che dovremmo fare e poi l'anno prossimo viceversa, i moduli li fanno le caratteristiche dei giocatori, no? E noi dovremo capire e valutare quando finirà la stagione quali saranno i ragazzi che potranno restare con noi e quelli che riusciremo poi eventualmente, perché qualche ragazzo magari sarà integrato, e capire bene quelle che saranno le caratteristiche, e poi andremo avanti con il lavoro. Ignazio, sabato a fine partita, a domanda specifica se parlare già di Europa League e se dire che il mercato Zamparini lo farà con l'allenatore, Iachini è stato, diciamo, molto diplomatico, perché ha detto: io intanto non mi occupo di mercato, quindi posso dare delle indicazioni. E poi sul discorso di alzare troppo l'asticella, anche lì Iachini ha detto: no, beh, è giusto ovviamente dover puntare agli obiettivi massimi, cioè punta alla luna per mirare alle stelle fondamentalmente, però un allenatore che riesce ad ottenere, come ha fatto Iachini quest'anno, una promozione in questo modo, e si sente dire subito dal presidente che l'obiettivo per l'anno prossimo sarà l'Europa League, con tutto il contratto di questo mondo, ma quando tu ti vai a sedere al tavolo per decidere le strategie di mercato estive, cosa devi fare? E soprattutto a quel punto rischi, dopo 3-4 giornate, di aver addossato tutte le colpe per un mercato che hai scelto tu? E infatti questo è il problema. Dal momento che il presidente pianifica la Coppa UEFA, mette sotto la panchina di Beppe Iachini una bomba a orologeria destinata, secondo me, a scoppiare alle prime difficoltà che la squadra può incontrare naturalmente nella massima serie. Io invece sono dell'avviso che, come giustamente hanno detto sia Massimo che Salvatore che Paolo, sono dell'avviso che il presidente deve dare all'allenatore dei rinforzi mirati a raggiungere come primo obiettivo, che è quello più importante, l'obiettivo primario del Palermo il prossimo anno, deve essere quello della salvezza. Non ci dimentichiamo che il Palermo dei miracoli è nato perché le aspettative della città all'indomani della promozione di Guidolin non erano quelli di arrivare in Coppa UEFA nella prima stagione di Serie A, ma noi avevamo il cuore in gola perché speravamo che quella squadra si potesse confermare anche nella massima serie e ci desse una salvezza tranquilla. Quando alla fine del girone d'andata il Palermo si è trovato in quella posizione di classifica, naturalmente poi tutti hanno cominciato a sognare ed andare oltre una soglia che nessuno di noi aveva pensato di raggiungere. E lo sconfinamento è arrivato poi negli anni successivi a dire Coppa dei Campioni, a dire noi la squadra la portiamo stabilmente fra le prime 4 del campionato, e tutte queste pretese hanno avuto un ruolo determinato in maniera negativa nel rendimento della squadra del futuro, perché se il Palermo ha avuto la forza di contrastare queste
queste richieste del Presidente, facendo degli ottimi campionati, alle prime difficoltà si è sciolta come neve al sole, come abbiamo visto. Noi da questo, scusa, concludo Salvatore, noi come sentinelle, io quello che mi piace dire della nostra trasmissione, che siamo stati delle sentinelle che abbiamo percepito nell'aria tutto quello che sarebbe successo nella stagione che stava per cominciare. Non ci hanno ascoltato nella stagione scorsa e le cose, come avete visto, sono precipitate in una maniera incredibile. Io penso che alle prime uscite, io sono convinto che alle prime uscite della squadra, nel prossimo, dobbiamo aspettare agosto, da questo pulpito, da questa trasmissione, io penso che noi saremo in grado di dire quello che potrebbe essere il futuro della squadra, della squadra che verrà. Secondo me c'è un aspetto anche sportivo, ambientale, psicologico da cogliere nella questione Iachini. Non dimentichiamo che Iachini è l'allenatore che ha vinto quattro volte negli anni pari la Serie B e non ha mai fatto bene in Serie A per tanti motivi, perché Chievo e Bologna Brescia, scusate, erano due squadre non all'altezza della situazione. Poi è arrivato la Sampdoria e lui addirittura è stato licenziato mentre lo portavano in trionfo, no? E adesso arriva il Palermo, quindi lui si gioca questa Serie A con l'etichetta di uno che per tanti anni è stato considerato inadeguato, chissà perché poi queste sono veramente delle cose assurde, delle affermazioni assurde, inadeguato comunque alla Serie A. Immaginati uno che va in campo sapendo che dopo 3 partite, se ti va male, il primo, non lo dico chi è, ma arriva dall'alto, dice ecco, non è all'altezza. No, il gioco è molto semplice, Salvatore, perché se io dico che il mercato lo faccio con l'allenatore e dico che la squadra è d'Europa, il gioco è facilissimo, e dico che la squadra è d'Europa, se le prime 4 giornate l'allenatore non fa almeno 10 punti, io me la prendo con l'allenatore che ha scelto quei giocatori e lo mando via. È molto semplice. Volevo concludere che se fossi Iachini io chiederei come primo giocatore Pepe, poi chiederei Cristiano Ronaldo e poi chiederei Messi. E allora sono a posto. Giusto per essere insomma abbastanza tranquillo. Pepe del Real Madrid, non Pepe della Juventus. Pepe l'abbiamo avuto. Cioè noi andiamo in Serie A con tutti i problemi che abbiamo avuto e il primo pensiero è l'Europa, no? Il primo pensiero è quello di salvare. Noi ci andiamo in Europa con Francesco Caruana. Francesco. Sì, Luca, abbiamo visto le immagini della festa del Palermo, andiamo a vedere altre immagini adesso, quelle del Manchester City che ha festeggiato il suo 4º titolo nella sua storia, il secondo negli ultimi 3 anni. La vittoria interna per 2-0 contro il West Ham, con i gol di Nasri e compagni, ha consegnato il titolo di campione d'Inghilterra agli uomini di Manuel Pellegrini. Vediamo qui festeggiare con la consegna della Coppa. C'è stata una Premier League molto avvincente fino all'ultimo istante, con una lotta al vertice che ha coinvolto il City, il Liverpool e il Chelsea. In particolare i Reds di Brendan Rodgers, dopo una stagione ad altissimi livelli, sono letteralmente crollati nel finale, prima perdendo in casa contro il Chelsea di Mourinho e poi facendosi rimontare al Crystal Palace dopo essere passati in vantaggio di 3 reti. Quindi è stata inutile la vittoria ottenuta nell'ultimo turno ad Anfield contro il Newcastle. Dal canto suo il Chelsea chiude al 3° posto, nonostante abbia vinto tutti gli scontri diretti contro le 2 avversarie per il titolo. Uno dei protagonisti assoluti di questa festa è stato Pablo Zabaleta, terzino destro del Manchester City, che ha anche mostrato le sue doti da cantante. Andiamo a sentire. Whatever you want, whatever you like, whatever you say, you pay your money, take a choice. Whatever you need, whatever you lose, whatever you win, whatever you lose. Promise. Così, diciamo, questa bionda è l'Alessio Cracolici del Manchester City, cioè, ciao Alessio, ti salutiamo, però per fare capire... Meglio però. Per fare capire, insomma, questo è... Diciamolo onestamente. Io, sa la cosa che mi colpisce di tutti i campionati e che mi esalta la prestazione del Palermo e di Iachini? Che sono stati campionati a grandissimi livelli decisi dalla condizione fisica, cioè le squadre sono crollate in maniera incredibile. Il Liverpool, io avrei scommesso proprio tutta la mia vita passata e futura sulla vittoria del Liverpool, che invece è miseramente proprio fallito sul fatto che non reggeva più in piedi. Beh, anche ieri vedere Elche e Barcellona, cioè il Barcellona non si regge sulle gambe. Atletico Madrid, Barcellona, cioè non entro nei particolari. Malaga, può entrarci in qualche modo, Ignazio.
Posso concludere, scusate? Soltanto una battuta. Il Palermo non ha 60 partite da giocare come loro, probabilmente ne hanno avuto di più, però nel piccolo, guardiamo il Trapani per esempio, il Trapani è arrivato con l'acqua, tante altre squadre sono crollate miseramente, il Pescara, insomma squadre sulle quali tu giocavi proprio la vita. Il Palermo invece nel finale ha costruito la sua grande cavalcata. Flavia, perché ci sono Scusate, tanti messaggi. No, prego, Flavia, ci sono tanti messaggi. Si era inserita un'altra domanda e... No, va bene, facciamo così. Leggiamo ancora messaggi e poi rispondiamo, Massimo, sulla domanda fatta da Ignazio, che ovviamente è pertinente. Cioè c'è il mondiale anche, quindi magari c'è la testa che va. Per noi c'è soltanto Hernandez, però insomma per gli altri ce ne sono un pochettino di più. Flavia. Allora, su Facebook ci scrive Dario Romano: vorrei che finalmente questa società cominciasse a valorizzare i propri giovani, anziché andare alla ricerca di talenti all'estero, e che fosse più vicina alle numerose realtà calcistiche di Palermo e provincia, le scuole calcio per capirci, anche perché questi ragazzi potrebbero essere i tifosi del futuro, sottraendoli al tifo dei grandi club nordici. Poi Giuseppe Castelli, sempre su Facebook: mi basta tenere la categoria in maniera tranquilla, fidarsi ciecamente degli echini. Simona Valenti: l'acquisto fondamentale per la prossima stagione? Il silenzio del presidente, è troppo caro da comprare, ci vogliono investitori arabi. E infine, sempre su Facebook, Giuseppe Presti: personalmente per la nuova stagione bisogna fare la stessa cosa di Hellas Verona e Napoli, ispirandoci all'Hellas per acquisto di nuovi giocatori da unire al gruppo promozione e creare una squadra giovane ma esperta, e seguire l'esempio del Napoli, che in 3 anni ha portato a casa 2 Coppe Italia. Beh, seguire l'esempio del Napoli, vabbè, mi pare che insomma sarà un po' più difficile. Quello del Verona siamo lì, perché la mentalità non mi pare quella. Tra l'altro noi abbiamo cestinato Sogliano, che per chi se lo dimentica è il direttore sportivo dell'Hellas Verona, quindi, voglio dire, se noi non siamo... Allora, il Verona cosa ha fatto, Ignazio? Adesso ti faccio rispondere. Il Verona cosa ha fatto? Ha tenuto Mandorlini, ha tenuto il direttore sportivo, ha tenuto tutta l'asse centrale e ha preso il signor Luca Toni, che comunque ha fatto i suoi 20 gol, si è rinforzata e ha preso uno che si chiama Iturbe e subito dietro un altro che si chiama Sirigliano, che a gennaio ha permesso al Verona di vendere Jorginho al Napoli. Quindi dico, secondo me, attenzione, non è che è così semplice fare come l'Hellas. Adesso e qualche uomo di esperienza come Donati e Donadel, che non saranno dei straordinari, ma evidentemente un contributo alla Luca, non c'è, io ho sempre detto, che questa squadra è pronta per la Serie A con qualche rinforzo. Diciamo 4, dai, diamo un numero. 4 già sono, secondo me. 4 titolarissimi. 4 sono già eccessivi. Rinforzerei per benino tutti i reparti, dove ne ho più bisogno ne metterei 2. Ecco. Poi 1 per reparto. Detto questo, per consentire a Iachini di poter cambiare per esempio la difesa a 3 a 4, allora io prenderei qualche giocatore in più in difesa per poter dare queste con caratteristiche diverse. Detto questo, la squadra ha bisogno di continuare a lavorare così come sta facendo sul piano fisico, come correttamente ha detto Salvatore, e di incentivare le giocate che servono per sbloccare le partite. Noi facevamo riferimento al Sassuolo dicendo che è stato deleterio il cambio della panchina da un allenatore all'altro, perché abbiamo giudicato il primo allenatore meglio di Malesani. In realtà la cosa ci sta tutta, perché alla fine quello che ha trionfato nel Sassuolo, a parte diciamo le condizioni ideali che gli si sono create per poter fare questo sprint, il Sassuolo ha continuato a giocare un calcio bello, propositivo, che gli ha dato poi questi risultati, le vittorie che poi alla fine gli servivano. Così come il Verona ha fatto sempre un calcio propositivo, il Palermo ha vinto facendo un calcio propositivo, e io credo che con 3-4 rinforzi, senza andare a toccare tanto le strutture della squadra, io penso che questa, con Beppe Iachini, con Perinetti e con questi giocatori che ormai hanno cementato una grandissima amicizia e che diventa poi una grande forza in campo, l'aiuto del pubblico, sono tutte le condizioni ideali per poter fare bene. Zamparini smantellerà, quindi l'unica nota Ignazio, perché dico scherzo, ma è purtroppo un mio pensiero. No, ma tu dici, allora guarda, l'unica nota, causa, ma non è un problema convincere posso aggiungere una nota? Anche 2 posso aggiungere una nota? Vai. Secondo me quest'anno Zamparini deve sostenere
questa squadra, al di là di quelle che potrebbe essere un inizio più o meno felice. Però scusa Ignazio, tu dici 3-4 giocatori, è ripartito con 3, poi sei arrivato a 4. Io ti faccio arrivare anche a 5, perché se tu mi dici che c'è un reparto che ha bisogno di un paio di giocatori, mi devi dire se è il centrocampo o la difesa, perché se tu mi dici che c'è la difesa arriviamo a 5 tranquillamente, perché a centrocampo ce ne vogliono perlomeno 2, dico perlomeno, perché tu mi devi dire numericamente quanti siamo a centrocampo. Di Gennaro resta, secondo te, Berre resta, Vasquez sarà il centrocampista aggiunto o sarà una punta? Cioè ci sono degli elementi che tu non puoi decidere subito, quindi devi avere delle alternative strada facendo. Devi vedere chi parte. E allora io ti dico che a centrocampo, per esempio, bisogna decidersi, è Maresca l'uomo guida del Palermo? E allora c'è bisogno di un vice Maresca. Non è Maresca l'uomo del Palermo, allora c'è bisogno di un Maresca e di un vice Maresca. Cioè non è così semplice da dire 3 o 4. Io dico che ce ne possono volere pure 5 o 6, però il discorso è che ci vuole mezza squadra per adeguarne una di B a un'altra di A. Su questo non ci sono dubbi. Ci vogliono anche le disponibilità economiche per poter fare se andiamo in Europa ci sono, no? Allora facciamo così, discorsi. Facciamo un po' d'ordine, visto che cosa si parla... che a me non mi risulta che ci sono tutte queste disponibilità economiche per lui. Sono arrivati i soldi, arriveranno i soldi, questo sì, arriveranno i soldi per stare tranquilli, poi aspettiamo sempre il kebab, sulle maglie arriveranno, prima o poi arriveranno, intanto quelli che ci consentono di arrivare fino a settembre sono sicuri. Non c'è dubbio che il Palermo in Serie A, al di là delle spesso elucubrazioni di Zamparini, ha un potere di vendita, un potere di immagine completamente diverso. Soprattutto un Palermo che ritorna in Serie A dopo un fallimento, che si ripropone come una realtà di vertice da un punto di vista di passione, perché 30.000 persone allo stadio ieri in qualche maniera fanno mercato, intendo dire fanno interesse, cioè propongono una realtà importante a chiunque la vuoi vendere, che sia la Lega di Serie A, che sia Sky e che sia l'investitore X che vuole venire. Poi si tratta di giocarsele bene certe carte, ma Palermo ha le potenzialità per dire guardate io sono questo, guardate io se voglio porto 30.000 persone allo stadio, poi, se lavoro bene. Poi tecnicamente non è che tu sei il Palermo, ti chiami Palermo e ti dicono questo è il tuo settimo posto, ottavo posto, cioè non valeva neanche in Serie B, non è che il Palermo doveva vincere per diritto divino, ha vinto per il lavoro. Parliamo di programmazione, di progetti, e allora vi facciamo conoscere un altro Ser dopo Alex Ferguson insieme a Francesco Caruana, vedete un po' chi è. Nel calcio di oggi si sente parlare tanto, anzi troppo, di progetto e programmazione. Peccato però che spesso basta un periodo poco positivo per far saltare il banco. Via allenatori e dirigenti e dentro nuova gente con cui costruire nuovi, ma spesso non duraturi progetti. Ma come spesso accade ci sono anche le eccezioni che confermano la regola. Una di queste è il Cittadella. La società veneta, evidentemente, conosce e applica alla lettera il significato delle parole progetto e programmazione. Un progetto fondato sul duo Marchetti-Foscarini. Il primo, direttore generale e uomo mercato specializzato nello scovare giovani talenti, è al Cittadella da lontano 2000. Claudio Foscarini, detto Jack, siede invece sulla panchina granata dal 2005, anzi dal 2003 se si considerano i 2 anni da tecnico delle giovanili. Numeri da record per questa coppia inossidabile di trevisani, che hanno anche giocato insieme alla fine degli anni '80 nella Virecit Boccaleone. Sarà la tranquillità dell'ambiente, sarà la totale fiducia della proprietà nei confronti del duo Marchetti-Foscarini, ma fatto sta che la parola esonero rischia di sparire dal vocabolario del Cittadella. I due sono i principali artefici della seconda promozione in Serie B nella storia dei Granata, arrivata nel 2008. Da quel momento il Cittadella non è più sceso di categoria e anzi nel 2010 ha sfiorato una clamorosa promozione in Serie A. Qual è il segreto? Forse la durata dei contratti di Foscarini. Il tecnico firma sempre per una stagione, poi a fine campionato e a bocce ferme si confronta con la dirigenza e puntualmente si trova l'accordo per proseguire insieme, nonostante le tante richieste che Foscarini ha ricevuto e continua a ricevere. La preziosissima vittoria sul campo del Trapani ha permesso al Cittadella di tirarsi momentaneamente fuori dalla zona play-out e l'obiettivo salvezza è ancora una volta a portata di mano. In questa stagione Foscarini ha sorpassato Ancelotti, che era rimasto sulla panchina del Milan dal 2001 al 2009. Il prossimo obiettivo è Giovanni Trapattoni, che guidò la Juventus per 10 stagioni tra gli anni 70 e 80. Certo, numeri come quelli di Sir Alex Ferguson, che ha allenato il Manchester United per 27 anni, o Gui Roux, inamovibile tecnico dell'Auxerre addirittura per 44 anni, sono difficilmente replicabili. Ma contratto annuale dopo contratto annuale, Foscarini sta scrivendo la storia.
Allora, la prima domanda ovviamente per capire quanto Foscarini sia uguale a Ferguson, non soltanto anagraficamente parlando su una panchina di una squadra, la facciamo a Daniele Di Donato, centrocampista adesso del Cittadella. Per noi Daniele rimani sempre il nostro numero 8, quindi guarda Daniele, sempre centrocampista del Palermo resti. Ciao, ben trovato a Rosennero. Grazie, buonasera a tutti. Senti, quanto si assomigliano Foscarini e Ferguson? Forse per la militanza in una squadra, in questo calcio è molto strano. Foscarini è qui da, se non sbaglio, da 9 anni, sta facendo bene e si sta confermando anche quest'anno. Ti presento gli opinionisti che sono in studio con noi: Salvatore Geraci, Massimo Norrito, Paolo Vannini e Ignazio Arcoleo. Ovviamente conosci tutti e quindi io direi Ciao a tutti. possiamo festeggiare tutti insieme domani, no? Cioè voi siete qua. Sarebbe molto bello. Allora ti lascio a Salvatore Geraci per così entrare nel vivo dell'intervista. Ma è più che una domanda, sì, la domanda è ciao Daniele, intanto un abbraccione grande grande. Visto che sono tornato anch'io a giocare un campionato, no, dopo anni e anni di assenza, ti chiedo qual è il nostro elisir, cioè com'è che reggiamo tanto, cosa ci vuole per essere calciatori e giocare alla tua età, che poi sei ancora giovane, insomma, però reggere tanti campionati e continuare a fare bene come riesci tu. Io mi diverto, mi sto divertendo, stare con i giovani mi piace molto, mi piace veder crescere i ragazzi con cui gioco. Comunque mi diverto tanto, quindi finché mi diverto gioco. Massimo Norrito per te, Daniele. Ciao Dani. Innanzitutto, com'è che non sei a letto? Che domani c'è la partita e tu perdi tempo in televisione. Seconda domanda, ti divertirai ancora per quanto? Nel senso, ci stai pensando, diciamo, a un fine carriera e soprattutto a un dopo carriera da calciatore? Ma sì, io per adesso ancora un annetto mi voglio ancora divertire, poi vediamo, mi piacerebbe allenare, so che è difficile, però vediamo. Per adesso mi continuo a divertire giocando, forse è meglio. Forse non ti ha sentito. Daniele, dicevo, magari ti piacerebbe allenare una giovanile del Palermo. Forse non ti... C'è qualcuno... Sì, no, c'è qualcuno che... perché il problema... Daniele, te lo spiego. Sul giovanile del Palermo, tra l'altro, grandi complimenti alla Primavera di Bosi. Siamo in Final 8 con la vittoria sull'Udinese, con questo fenomeno di Bentivegna. Ma cambieremo l'anno futuro? Ma che ne so, intanto andiamo a provare a vincere. No, io lo chiedo perché vorrei sapere. Ti dicevo, Daniele, Massimo, così scherzando, ma non troppo. No, non scherzavo. Non scherzavo. Allora, Massimo, non scherzando per nulla, ti chiedeva magari allenare una giovanile del Palermo? Magari, io vengo a vivere a Palermo, appena smetto vengo giù, quindi magari sarebbe, per iniziare andrebbe molto molto bene. Va bene, Paolo Vannini per te. Daniele, senti, sai che la domanda che la maggior parte dei giornalisti scavati non dovrebbe mai fare è quello: che cosa hai provato, no? dopo un'emozione o dopo un risultato. Bene, io invece questa sera te la faccio, perché 10 anni fa c'eri a quella promozione che per tutti è rimasta un brivido, e adesso mi devi dire davvero che cosa hai provato quando hai rivisto il Palermo in Serie A dopo 10 anni e non eri fra i protagonisti, ma so per certo che sei ancora uno dei suoi primi tifosi. Io oggi non mi reputo un ex giocatore del Palermo, ma un tifoso, un super tifoso. Ho beccato i ragazzi in aeroporto la settimana prima e mi ho raccomandato di chiudere la pratica già a Novara. Una volta saputo il risultato di Novara ho festeggiato, ho mandato 100 tweet, impazzito. Io sono un tifoso del Palermo, quindi per me è stata una cosa unica. Faccio i complimenti ai ragazzi perché alla fine era un campionato difficile, vincere è sempre difficile e loro l'hanno stravinto, quindi bravi. Ecco, a proposito di tweet, no, c'è un tatuaggio che vediamo, no? Le mie squadre del cuore, ce lo racconti? Tu lo stiamo vedendo noi il tatuaggio, le mie squadre del cuore sono a Palermo e l'Ascoli, quindi l'ho tatuato nel mio braccio che rimarranno sempre lì, indelebili. Massimo Norrito. Volevo raccontare un aneddoto per dire insomma quanto Daniele sia ancora profondamente
legato ai colori rosanero. Ci siamo incrociati in aeroporto a Fiumicino, il Palermo veniva dalla vittoria latina e il Cittadella aveva vinto a Reggio Calabria. Cioè, lui ha fatto le foto con i giocatori del Palermo come se fosse un tifoso, insomma, che li incontrava. Io sono un tifoso del Palermo, per me è stata una cosa bella, ero come un bambino che gli si dà il cioccolato. Sì, e la cosa bella è come ha mollato i suoi compagni del Cittadella per andare a fare le foto con quelli del Palermo. Giochiamo un poco, con te ce lo possiamo permettere. Con te ce lo possiamo permettere, a parte il fatto che quel tatuaggio è proprio brutto, no? Quindi te lo dovresti far rifare da un artista migliore, insomma, sembra quando io disegno, io non ce la faccio, per disegnare faccio i pupini così come ce li hai tu. Ma qual è l'allenatore più antipatico che tu hai cavalcato nel tuo periodo palermitano? Ma non ce ne sono. Dai, avanti, dai, avanti, se no te lo diciamo noi. No, guarda, ho un bel ricordo di tutti, quindi non... Vabbè, allora dimmi il ricordo che c'hai di qualcuno in particolare. Ma di tutti, di Arrigoni, di Guidolini, di Baldini, di Sonsogni, di tutti, di Mutti, tutti, dai, di Sonetti. Alla fine sono stato quanti allenatori abbiamo avuto in 4 anni? La cifra. Appunto, dico, ora fermiamoci perché ne abbiamo dati circa una decina, arriviamo a una decina, però ci fermiamo qui. C'è il mister Ignazio Ercoleo, poi ti scrivono anche i tifosi. Ciao Daniele, complimenti. Grazie mille, mister. Complimenti. Ma adesso ti alleni molto di più di quanto non ti allenavi in gioventù, o sbaglio? Adesso mi alleno molto di più, mister. Per mantenere il passo mi devo allenare sempre a 1000. Sì. Senti. Però mi diverto, quindi va bene. Senti, veramente, vuoi fare l'allenatore o lo dici tanto per dire senza convinzione? Perché ricordati che se vuoi fare l'allenatore ci devi credere fermamente. Sì, mister, mi piacerebbe allenare. Mi piacerebbe allenare. Iniziare e per poi prendere una prima squadra. No, lui dubbi non ne ha, cerca lo sponsor, capisci? Ma noi ci sponsorizziamo, Daniele, tranquillo. Cerca qualcuno che glielo faccia fare sul serio. Daniele, noi ti sponsorizziamo in Sicilia. Bastasse questo. Sponsorizzare. Ti faccio, intanto mi chiedo, non so, Massimo, aiutami tu perché dico, Dai un nome di un ristorante domani a Cittadella. Che domani vengono a dove si può andare a mangiare? Beh, Cittadella è piccolina, però in centro c'è il Bei che si mangia bene, dai. Va bene, grazie. Dai. Va bene, il nome tuo. No, tra l'altro con Cuoco Marchetti e in sala c'è invece Foscarini, perché a Cittadella fanno un po' tutto loro, no Daniele? Cioè, sì, tutto loro, sì, tutto il direttore. Fa tutto il direttore. Tutto il direttore può tutto fare. Flavia Graziano ti leggerà un pensiero su Twitter da parte di un tifoso. Flavia? Sì, allora su Twitter Ciccio scrive: grande Dido, sei sempre il nostro capitano. E poi sempre su Twitter Zupalidda, grandissimo Di Donato, per me rimarrà sempre un capitano ideale. Daniele, secondo te il segreto del Palermo e il segreto del Cittadella? Quando il Cittadella venne a giocare qui all'andata, nonostante una situazione di classifica che ai tempi era drammatica e neanche con tante prospettive, ci siamo sbilanciati dicendo attenzione perché il Cittadella forse è l'unica tra le squadre che abbiamo visto sinora ad avere un'idea di calcio molto ben precisa in Serie B. Mi dici il segreto del Cittadella che si sta salvando in maniera straordinaria e il segreto del Palermo che è andato in Serie A? Allora, il Cittadella innanzitutto che siamo un grandissimo gruppo, dove chi gioca è uguale, e abbiamo la nostra serenità di una città, di una società che ci permette di fare il nostro lavoro nel miglior modo possibile, senza pressioni, quindi sia se le cose vanno bene sia se le cose vanno male. Soprattutto abbiamo un gran gruppo, un gruppo veramente unico. Per quando vado a Palermo ho sempre detto che era una squadra forte, che avrebbe ammazzato il campionato, anche all'andata ho detto che avrebbe vinto. Sa, è sempre difficile, però ha una qualità nettamente superiore a tutte le altre squadre. E quindi poi ha un allenatore che conosce non bene la categoria, ma qualcosa di più. È un fenomeno della categoria. Quindi tutte le componenti per ammazzare il campionato e così sta.
Rispetto a 10 anni fa, secondo te le differenze? Guarda, sono due squadre, anche 10 anni fa eravamo la squadra più forte della Serie B, e quest'anno è uguale, dai, alla fine anche quest'anno hanno giocatori veramente che con piccoli ritocchi possono far bene anche in Serie A. Daniele, che dire, ti ringraziamo per essere stato con noi, ringraziamo anche l'ufficio stampa delle Cittadella, che di fatto con te ha un accordo particolarissimo, perché per parlare con Palermo non devono mettersi in mezzo, però noi li salutiamo lo stesso. Daniele, grazie ancora, godetevi questa partita domani, divertitevi, spero che tu faccia gol e poi non so, se sì, spero che vada bene, dai. Va bene, ancora per chiudere, prima di lasciarti, ancora Flavia, perché scrivono sui social network per te, Flavia. Su WhatsApp scrive Marco Cordaro: mi fa sempre piacere sentire Daniele Di Donato, persona per bene attaccato alla città di Palermo. Ricordo ancora nel nostro esordio in Serie A col Siena, lui era nel centrocampo senese. Gol 1-0 di Luca Toni. Lui ha appena promosso un sogno, esordì in Serie A ma con la maglia del Siena, non del Palermo. Mi dici un ricordo di quella giornata, Daniele? Uno scherzo del destino, esordire in Serie A Palermo era il mio sogno, alla fine l'ho vestita con una maglia diversa, però sempre a Palermo esordito. Era come se avessi indossato il rosanero quel giorno. Grande, grande Daniele Di Donato, ciao, buon riposo, salutaci Marchetti e Foscarini, salutaci tutti, ristorante te l'ha detto, ci vediamo domani, noi possiamo andare in pubblicità, poi ci dirai come si mangia, non ri. Attenzione, pubblicità! Puoi essere tu il prossimo testimonial della campagna pubblicitaria Dimensioni Arredi. Candidarsi è semplice. Realizza un simpatico filmato in coppia, anche con il telefonino. Cerca la coppia mi piace su Facebook e pubblicalo entro il 31 maggio. La coppia più votata diventerà protagonista della prossima pubblicità Dimensioni Arredi. Modalità e regolamento del casting su Facebook, la coppia mi piace o su www.dimensioniarredi.it. Abbondanti e generose, come le valutazioni di Affari in Oro. Torniamo in diretta sul canale 14, in streaming su trmweb.it, replica intorno alle 23, abbiamo gli ultimi 15 minuti scarsi di trasmissione, quindi dobbiamo correre. Andiamo da Francesco Caruana che ci deve fare vedere davvero tante cose. Francesco, vai uno dietro l'altro. Sì, Luca, intanto l'annuncio dell'addio al Manchester United da parte di Rio Ferdinand, il difensore inglese che appunto lascia dopo 12 stagioni il Manchester United. 12 stagioni in cui ha collezionato 454 presenze e vinto tra le altre cose 6 campionati inglesi, una Champions League e un mondiale per club, quindi un addio veramente importante dopo quello anche di Ryan Giggs. E poi appunto andiamo a vedere cosa è successo invece in Francia. In Francia sono stati assegnati i premi ai miglior giocatori della stagione. A portarsi il casa il premio più ambito è stato che appunto è quello di miglior giocatore in assoluto, è stato Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Paris Saint-Germain, vincitore della Ligue 1. Il bomber svedese ha provato anche a cimentarsi con la lingua francese durante la consegna dei premi, suscitando l'ilarità generale da parte dei presenti, scatenati in particolare Salvatore Sirigu e Marco Verratti, eletti rispettivamente miglior portiere e miglior giocatore, miglior giovane della Ligue 1. Andiamo a vedere insieme. Peut-être, Zlatan, puisque vous commencez à parler. Un petit peu, non? Oui, mais c'est pas mal. Non, merci à l'équipe, à jouer, à l'entraîneur pour les stagions et j'espère de gagner prochainement les championnats, les 2 coupes, les Champions League et les trophées individuels. Ils sont en train de se moquer de vous, hein. Ça les fait beaucoup rire. Insomma, molto divertente questa appunto performance linguistica da parte di Ibrahimovic, che non è stato perdonato ai suoi compagni. Andiamo a vedere invece anche un'altra cosa, Luca, perché si è festeggiato molto nel weekend, si è festeggiato anche durante la partita all'Aquila-Pisa, ha festeggiato Edoardo Goldaniga, difensore in proprietà tra Palermo e Juventus, attualmente in prestito al Pisa. I toscani hanno vinto infatti il quarto di finale dei playoff in casa dell'Aquila, grazie al gol nel finale che stiamo vedendo del difensore classe 93, ex Primavera Rosanero. Il prossimo ostacolo nella corsa alla Serie B per il Pisa sarà il Frosinone nelle semifinali che si giocheranno
in gara di andata e ritorno la settimana prossima. Tra l'altro, insomma, ieri abbiamo gioito per questo gol assurdo di Franco Brienza che col passaggio di Migliaccio, io non so come è venuto in me, gliel'ho anche scritto. No, vabbè, ma qua è successo di tutto. Raimondi. Esatto, era molto contento Seedorf di questo. No, Paolo. Posso intervenire perché oggi abbiamo fatto una domanda apposita a Iachini su Goldeniga e su Bentivegna. Perché? Perché lui dice sempre che dovrà vedere in futuro anche i giocatori che sono già patrimonio del Palermo e fare un piano, un programma su quello. Ora io mi rendo conto che sarà difficile proporre Goldeniga e Bentivegna per fare gli esempi di giocatori in questo momento più in rilievo, perché Bentivegna è andato in Under 19, ha fatto 2 gol nella primavera, è veramente un talento che va seguito. Però io penso che il Palermo debba, proprio per la sua nuova dimensione che si vuole dare, per la nuova dimensione che si vuole dare, seguire questi ragazzi e fare quello che non ha fatto negli anni passati, dargli una fiducia reale. Per esempio, il Palermo ha bisogno di allargare la propria rosa difensiva, non prenda un giocatore dall'Uruguay, ma promuova Goldeniga, è molto semplice. Avessi detto. Posso tornare solo un secondo su Di Donato, perché secondo me con la sua semplicità ha detto una cosa straordinaria. Tu gli hai chiesto la differenza, noi ci siamo arrovellati su questo fatto del 10 anni prima e 10 anni dopo. E lui ha detto una cosa che secondo me taglia la testa al toro, perché ha detto la nostra, non ha detto noi eravamo più forti o meno forti, ha detto noi eravamo la squadra più forte di quel campionato, anche questa era la squadra più forte. E ha aggiunto con qualche ritocco, con pochi ritocchi. Vabbè, insomma, lascia perdere, se no andiamo allora ti faccio rifare. Ci fermiamo per la pubblicità, ma subito dopo, così senza respiro, da un'idea di Vassi Di Sortino con Lorenzo Pasqua e Roberto Pizzo e il montaggio di Giovanni Mangalaviti, vediamo delle interviste molto particolari, Cristiano Pasca e i ricoverati, li trovate su YouTube, quindi pubblicità e poi i tifosi del Palermo a Piazza Politeama, sentiamo in che modo sono stati intervistati fra poco. Piva, l'edilizia che ti vizia. Piva è cartongesso, sistema tintometrico, sistema a cappotto, intonaci, guaina, ferramenta, idraulica, rivestimenti dal cemento alla pittura. A vostra disposizione personale specializzato vi aspetta per i vostri progetti, aperti anche a pranzo. Piva, l'edilizia che ti vizia. A Palermo, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio. Infoline 091 784 6193. Presenti anche su Facebook www.ediliziapiva.it. Piccolo cambio di programma, rientriamo in studio, andiamo da Flavia Graziano, leggiamo ancora qualche messaggio da parte vostra e poi andiamo in Piazza Politeama insieme ai ricoverati. Sì, allora Daniele Biraghi ci scrive su Facebook: signori miei, voi siete giornalisti e voi potete essere la voce del popolo, dite a Zamparini di puntare alla salvezza, priorità fondamentale, e poi se c'è la possibilità di puntare a qualcos'altro ben venga. Per Inetti e Iachini fondamentali per il cammino del Palermo nella massima serie, prendiamo 5-6 giocatori di qualità e maturi e poi puntiamo su giovani italiani come fatto quest'anno con Berra e Belotti, e perché no inseriamo qualche giovane della primavera se se lo merita, e poi come hashtag finale non commettiamo gli errori del passato. Bellissimo, allora andiamo a Piazza Politeama con i ricoverati, via. Dopo un anno di B, finalmente il Palermo ritorna in Serie A. Il tifoso palermitano durante questa intervista non potrà utilizzare tutte le vocali dell'alfabeto, ma soltanto una vocale, perché il tifoso vero si riconosce anche da queste minchiate. Tutte le vocali diventano A. Ma ci vogliono i riflessi di una ragazzina. Siamo qui con il leader dei Sex Pistols. È contento che il Palermo è salito in Serie A? Ah, che vuol dire? Sana cantanta. Una cosa sciarta. Che aspettavamo. Poco contento o molto contento? Tanta. Ma Malta? Malta? Non vuoi andare a Malta? Sono strafelicissimo. Ha sbagliata. Abbastanza. Questo è un genio. Qual è stato il reparto più debole del Palermo Calcio? La reparta più piccola è stata Cantracampa. L'attacca? No. Secondo me Patava Fara Pagal. La da Fasa. Attacca e da Fasa. Vuole lasciare un messaggio a Zamparini? No. Anche
anche quando pensi. La Zamparana. Raffarza la scadra. Dico che Iacana. Daca. Al Prassama Anna. Dava a Ramanara. Camprama Bana Gagatara. Traduciamo. Anno compriamo buoni giocatori. Nascia Pala. Bana Gagatara, grande capocannoniere del Giappone calcio. Vuole lasciare un messaggio all'allenatore Iachini? Allara. Iacana Rasta Kannai. A Ramana. Rimani. Anzitutta. Anzatatta. Mancia. Iachina. Iacana. Iacana. È stato grandiosa. E questa è la prima volta. La difesa Castana la nalda. Suggerimenti non ce ne sono, suggerimenti. Fa una cazzata. Potresti dire anche cacà, è molto semplice. Secondo te Zamparini ha i soldi per comprarsi Cristiano Ronaldo? La pila? Ammacciata. A muccia nascosta. L'anno prossimo che posizione riuscirà a ottenere il Palermo? Ci auguriamo almeno che complicato. Ma attacca la stafaca. Prima. Brama la salvezza. anche Arapalaga. Seconda. Arapalaga è l'Europa League. Pasazzana. Brama pasta. La pasazzana che sembra tipo pasta con la pasazzana. Gambattala. Para stara in an saria a. Para sa zamparana. Campra. Calca. Giocatore. Andiamo. Ciampanslag. Forza Palermo. Va bene, allora intanto io voglio ricordarvi, c'è una serie di interviste realizzate in formato documentaristico che formeranno una vera e propria serie dal titolo Sicilian Characters, e questa è l'idea di un gruppo di professionisti siciliani guidati dal regista e fotografo Vincenzo Pennino, affiancato da Corrado Di Greci, coadiuvato da Vincenzo Allotta e Gabriele Tramontana, giornalisti ed esperti di comunicazione, fondatori tra l'altro dell'associazione MagWeb. L'obiettivo è quello di raccontare ovviamente la Sicilia attraverso i suoi personaggi. La prima proiezione domani alle 20:30, Taverna Conti a Ballarò. Si parlerà di Pamela Conti, quindi prima intervista di questa serie. Pamela Conti, attaccante che adesso gioca nell'Eskilstuna United in Svezia, ha girato un po' tutta l'Europa. Un paio di messaggi con Flavia e poi vi dobbiamo far vedere il gol di De Vitis al Messina. Ci salutiamo dando appuntamento al processo domani sera. Flavia. Allora, Davide Vitale chiede a tutti gli opinionisti: e se un giocatore misterioso per il prossimo anno fosse Giovinco, e poi perché non tentare la carta Senderos, difensore centrale a parametro zero, e Quagliarella attaccante, e per la fascia Zappacosta e poi tentare di portare al Palermo Candreva? Andiamo avanti poi. Ok, questa è una domanda. Poi invece su Facebook dicono sempre il sogno per l'anno prossimo: un sogno, un Palermo con qualche innesto, giusto, senza fare tanti proclami di Europa, la Serie A è importante per la città. Poi Giuseppe Cannamela sempre su Facebook: una serena salvezza senza soffrire come gli ultimi 2 anni di A. E poi ci scrive Massimo Scelsa che ti invita domani a casa sua, perché lui è un palermitano che abita a 1 chilometro da Cittadella, così magari se volete gli fate anche un Ma io sarò in studio con... No, invitava me, non invitava Massimo, però ti diamo il numero, ci va Massimo. Ciao Salvatore Geraci, siamo in chiusura. Ciao Salvatore Geraci, a domani alle 20 alle 13. Canale 13. Massimo Norrito, Paolo Vannini, Ignazio Arcoleo. Ci ritroviamo noi ovviamente mercoledì, perché domani c'è il Palermo, il processo, ma noi torniamo mercoledì con Rosennero. Francesco Caruana, mi fai vedere ancora l'ultima cosa per salutarci? Sì, Luca, ti faccio vedere come hanno accolto i tifosi del Catania la retrocessione in Serie B della squadra etnea. Sì.
sale, c'è chi scende. È la vita, ci vediamo. I sogni si realizzano. Hai visto? Volevano queste emozioni. Dobbiamo chiudere. Ciao, Totò De Vitis nell'85 Palermo Messino 1-0, regalò la promozione in Serie B. Ciao, a mercoledì. Soltanto tu e la vittoria non badare. Su Palermo, sul vessillo di riscossa, la gran stella t'accompagna, non badare. Al nostro canto la vittoria giungerà.